Autostart in movimento e luci che si azionano. Starter che chiama a 6 9 partecipanti alla seconda corsa, una prova per gentleman che non abbiano vinto 40 corse in carriera, in sediolo ad anziani di categoria G. 1 Xenox B, 2 Albai DBL, 3 Zafira, 4 Taiga Jet, 5 Solimano, 6 Belbab Buggins, in seconda fila 7 Barron Tav, 8 Bohème Joyeuse, 10 Plitvice Daghi. L'allineamento va a comporsi lungo la curva di sinistra con cautela il 6 di Belbab Buggins che si ritrae dall'ala. Gli altri della prima fila pronti a fare partenza con veloci Zafira, Taiga Jet e Solimano, con Taiga che insiste su Zafira, la quale mantiene però la figura all'interno del rivale. Poi in mezzo alla pista Solimano che insiste, ne viene fuori uno strappo molto importante per i primi 200 metri di corsa. Il primo a ritrarsi è Solimano e i 200 metri di Zafira se ne vanno in 14,5. Solimano è secondo allo steccato, mentre di fuori rimane Taiga Jet. Prova subito a farsi sotto anche Xenox B, terzo alla corda, dopo 400 metri di corsa, passati in 29,3. La seconda pariglia esterna è presa da Bohème Joyeuse, mentre i partecipanti disposti per pariglie vanno a completare i primi 600 metri in 45,7. Sempre Zafira e Alessandro Manfredi a comandare le operazioni nei confronti di Solimano allo steccato, Taiga Jet all'esterno, mentre Albai DBL ad aver preso la seconda pariglia esterna in anticipo su Bohème Joyeuse, quindi ancora il 6 di Belbab Buggins, mentre è chiuso quarto allo steccato uno dei più attesi, ovvero Barron Tav. 32,5 questi 400 metri. Zafira ha nettamente rallentato il ritmo, Taiga Jet all'esterno per il momento non preme, il chilometro se ne va in 1,18,1. Zafira in vantaggio, di fuori sempre Taiga Jet allo steccato Solimano, poi la mossa in mezzo alla pista da parte di Belbab Buggins dall'ultima posizione che per il momento non sortisce effetto alcuno, 15 di là, 1,33,1 i 3/4 di miglio, prova a muovere anche Albai DBL dalla seconda pariglia esterna e accelera ora Zafira per respingere Albai DBL, si trova a destra libera così anche Solimano, la piegata conclusiva passata in 15,2, Zafira in vantaggio, Solimano che prova ad attaccarlo, poi va di dentro Xenox B al largo di tutti Albai DBL e Solimano che vanno su Zafira, i due contemporaneamente sull'avversario, Solimano che passa nei confronti di Albai DBL, Solimano che nel finale vince nei confronti di Albai DBL, al terzo posto Zafira, quarto, buono per la prossima Barron Tav. 1,16,6 ragguaglio cronometrico, 32 la chiusa, Giuseppe Rizzo che porta al traguardo l'allievo di Vito Denunzio, Claudio Ferri, i colori di Rino Ferri, il successo del 11enne da Zinzanbruck Tour che nel suo percorso preferito, quello da secondo allo steccato, vola alla retta d'arrivo, respinge Albai DBL e si impone di un'incollatura nei confronti del rivale, terzo posto per Zafira.